Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Mattarella a Niscemi, il Presidente della Repubblica, accolto da lunghi applausi dopo un sopralluogo nella zona rossa, fa visita alla scuola elementare che ospita gli alunni delle scuole inagibili. In arrivo i primi contributi di 800 euro a famiglia. Palermo, sta meglio il carabiniere rimasto ferito dal crollo del muro in via Nairobi, dove si è sfiorata la tragedia con auto sepolte dalle macerie. A Catania nuovo piano viario con semafori sincronizzati per evitare ingorghi e rallentamenti in via Giuffrida e Corso delle Province. Da oggi vigili urbani in monopattino contro infrazioni e abusivismo nelle zone del centro storico. Le nostre telecamere a Sanremo, nostro ospite tra poco Nigiotti e dopo il nostro telegiornale Voci da Sanremo. Stasera poi alle 19:28 a reti unificate con Antenna Sicilia il nostro speciale dal festival. Dai fondali del Mediterraneo a 3.500 metri di profondità, lo studio dell'universo con un telescopio, il progetto dell'Università di Catania in collaborazione con altri 7 atenei e l'Istituto di Fisica Nucleare. Calcio, il Palermo vola in casa e rilancia la sua candidatura per la promozione diretta in Serie A. Domenica a Pescara, altra occasione per proseguire il volo. In Serie C il Catania aspetta i big match dopo la vittoria con il Giuliano, rossazzurri attesi da 3 partite decisive in 9 giorni. Bentrovati, in apertura ci colleghiamo subito con Geri Italia dove a Niscemi è arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sì, Adelaide, una visita a sorpresa, quella del Presidente Sergio Mattarella, che è arrivato questa mattina alle 11 in elicottero, ha sorvolato al ciglio della frana, ha voluto vedere con i suoi occhi il ciglio della frana e poi è arrivato in piazza accolto dagli applausi della gente. Un'accoglienza particolare per il Presidente della Repubblica, diciamo che non c'è stata sicuramente per tutti gli altri leader che si sono fatti vedere qui a Niscemi. Dalla folla gli hanno urlato: Presidente, non ti dimenticare di noi, e il Presidente, una volta sceso e salutato le istituzioni civili e militari e il sindaco, ha voluto proprio avvicinarsi alle persone per scambiare qualche parola, soprattutto con gli sfollati. Sentiamo gli applausi tra l'altro dell'arrivo di Sergio Mattarella a Niscemi, un'emozione che è stata sicuramente forte per tutti i niscemesi e in particolare proprio per il sindaco Massimiliano Conti, che abbiamo sentito questa mattina e che era particolarmente emozionato. Ascoltiamo. Sindaco, oggi forse la visita è anche un po' più emozionante, quella del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Che visita è stata? È emozionante perché il Capo dello Stato, una figura per tutti noi italiani molto cara e importante, ha voluto vedere con i suoi occhi la frana, ha voluto manifestare ai cittadini la vicinanza del Capo dello Stato, soprattutto ai bambini, i bambini che avevano perso le scuole, che sono ricolocati in altri istituti, e quindi istituzionale e anche un aspetto molto umano che ci aiuta perché ancora tanto lavoro c'è da fare. Una frase che le è rimasta impressa del Presidente e cosa ha detto ai bambini? Ai bambini ha chiesto cosa stessero studiando e poi gli occhi gentili, chiaramente, una frase che ha detto: andate avanti con maggiore determinazione. Niscemi vuole rialzarsi. Niscemi si rialzerà. Niscemi si rialzerà, dice il sindaco Massimiliano Conti. Avete sentito anche l'emozione nella voce del primo cittadino, emozione che è stata anche condivisa da tantissimi niscemesi. Il Presidente ha voluto recarsi di persona a piedi fino al Belvedere per vedere i risultati di quello che la frana fino ad oggi ha provocato, e poi si è avvicinato personalmente a un gruppo di sfollati che erano lì e che volevano parlare col Presidente. Con loro ha scambiato qualche parola, ha parlato soprattutto con Rosa e con Salvo, che sono 2 delle persone che hanno perso la casa già il primo giorno, perché sono quelle case che sono crollate con la prima frana. Ascoltiamoli. Cosa ha chiesto il Presidente? No, io mi sono presentata, gli ho detto abitavo, ormai non abito a 20 metri dal taglio, e anche a lui giustamente si è dispiaciuto, mi ha detto: e allora hai perso tutto? Sì, ho perso tutti i miei effetti personali, i miei ricordi, ho perso tutto. È stato importante vedere il Presidente oggi.
Sì. Chi perde una casa perde i propri affetti, parte del proprio cuore che cede e va via. Riuscite a parlare col presidente? Le ha detto qualcosa? Cosa le ha risposto? Sì, stiamo pensando per voi, ecco, insomma, queste sono state le sue parole. E del resto il fatto che abbiano già stanziato 150 milioni di euro è già un passo avanti per noi. E a proposito di fondi, sono arrivati i fondi per il contributo di Libera Sistemazione a Niscemi. Avevamo preannunciato già l'altro ieri i primi 78 fondi erogati, i primi fondi da 800 euro alle famiglie sfollate, ne sono arrivati altri 142, sono 252 in tutto quelli erogati fino ad oggi, e ne arriveranno altri. Sono circa 180.000 euro che già la Regione ha erogato e dato personalmente alle famiglie degli sfollati. Il Presidente, dopo aver parlato con gli sfollati, sentivate dalle parole del Sindaco, si è recato in una scuola, la Mario Gori, che è la più rappresentativa perché è quella che ospita più bambini sfollati in questo momento, ha abbracciato i bambini e le maestre e poi è volato via verso Palermo. Per il momento da Niscemi è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Gerry Italia, e noi andiamo a Palermo, dove sta meglio l'uomo ferito dal crollo di un muro. In via Nairobi si è sfiorata la tragedia con auto sepolte dalle macerie del muro. Sentiamo Marco Gullà. Eccolo il momento esatto in cui il muro di via Nairobi a Palermo è crollato sulle auto in sosta, ferendo anche un uomo di 55 anni. Una tragedia sfiorata. Le auto sepolte dalle macerie, grossi pezzi di muro che hanno devastato le vetture. Poteva avere certamente conseguenze peggiori, per fortuna no. Il crollo del muro in via Nairobi, guardate, auto sepolte, anche un ciclomotore praticamente in mezzo a due auto, gente che si è salvata grazie al tempismo di scappare subito via dall'auto. Poi ad esempio i rifugi cosa mettiamo qua e andiamo uscendo noi. La mia figlia ha posteggiato e ha trovato questo. Questo signore Sì. ha posteggiato qua il tempo che è salito a casa, badabom, e gli è crollato. In quella zona dove sono parcheggiate le auto c'è il divieto di sosta. Il muro fa parte del grande complesso dell'ASP di via Onorato, dove si trovano diverse unità operative. Sta meglio intanto il carabiniere rimasto ferito durante il crollo, tanto spavento e diversi giorni di prognosi per le ferite riportate. Scandalo all'obitorio dell'ospedale Cervello di Palermo. La polizia ha arrestato 4 addetti alle imprese funebri locali accusati di corruzione. Secondo l'indagine coordinata alla Procura di Palermo, i 4 hanno pagato mazzette per ottenere una corsia preferenziale nella gestione delle salme. Qualche giorno fa erano finiti ai domiciliari 3 dipendenti dell'obitorio. Tra gli episodi contestati anche una tangente per accelerare le pratiche di dimissione di una salma con un elettrocardiogramma eseguito senza la presenza di un medico. E a Misilmeri, detenzione illegale di armi, munizioni e droga. I carabinieri hanno arrestato una donna, il suo compagno e il figlio di 27 anni. Nella loro abitazione è stata scoperta una serra con piante di marijuana, semi, lampade alogene, fertilizzanti e bilance di precisione. La serra, collegata abusivamente alla rete elettrica, ha causato alla società un danno di 50.000 euro. E adesso a Catania, l'onda verde contro gli ingorghi, semafori sincronizzati in via Vincenzo Giuffrida per migliorare la viabilità in uno dei tratti più congestionati di Catania. Modalità e prime impressioni nel servizio di Tonino De Mana. L'hanno chiamata onda verde ed è il modo per fare defluire il traffico sincronizzando i semafori di Corso delle Province e quello che vedete alle mie spalle con l'angolo con via Gabriele D'Annunzio. Semafori sincronizzati per evitare ingorghi e rallentamenti. È entrato in vigore il nuovo piano viario messo a punto dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio del Traffico Urbano del Comune di Catania. L'onda verde, così è stata ribattezzata, permette ai mezzi in entrata di defluire rendendo più sicuro il tragitto, specie l'incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e Corso delle Province, teatro in passato di gravissimi incidenti. Per me è un'ottima idea, perché evita lo stop di investire i pedoni, perché non si ferma nessuno allo stop. Ora col semaforo sono obbligati a fermarsi. In passato ci sono stati diversi incidenti mortali e questo garantisce un po' più di sicurezza. Più sicuro, più snello e meno rumoroso. Io lavoro qui, la cosa che ho notato fin da subito è che c'è un po' più ordine, questo sì. E meno rumore.
vediamo come viene calibrato. Secondo me finora anche la strada è molto libera. Dalle prime impressioni, pareri positivi, ma bisognerà aspettare qualche giorno per testare gli effetti. Per agevolare il deflusso delle auto tra le 7.30 e le 9.30 è stato disposto il divieto di sosta sul lato sinistro in modo da utilizzare entrambe le corsie di marcia. E da oggi a Catania i vigili urbani si muoveranno in monopattino per controllare soprattutto il centro storico ed elevare le multe. Desiree Ferlito. Agenti in monopattini per presidiare il cuore della città. A Catania parte da Piazza Università il nuovo volto per la sicurezza urbana. La polizia locale sale su 2 ruote per controlli più rapidi ed efficienti. Il nuovo servizio Smart Polizia Locale presentato oggi è pensato per rafforzare la presenza degli agenti nelle zone a maggior affluenza. L'idea è quella di coprire uno spazio fisico maggiore in tempi molto rapidi e quindi essere più presenti, più vigili, più attenti in alcune zone del territorio dove questa presenza è ritenuta opportuna proprio per garantire un servizio di prossimità all'utenza. Grazie ai mezzi messi a disposizione in comodato gratuito da Lime, gli operatori pattuglieranno l'isola pedonale, la Villa Bellini e l'intero asse via Tennea dal Duomo a Sesicoro. L'obiettivo è garantire controlli più capillari e interventi tempestivi contro infrazione al codice della strada, abbandono dei rifiuti, accessi non autorizzati nell'area pedonale, occupazioni irregolari di suolo pubblico, accattonaggio molesto e disturbo della quiete pubblica. Chiaro che non dobbiamo abbassare la guardia, quindi la presenza comunque di tutori dell'ordine in divisa, che siano poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, militari o la polizia locale, certamente è un forte incentivo che migliora quella condizione di percezione che molto spesso lascia un minimo di preoccupazione. Un progetto che punta a coniugare innovazione, sostenibilità e sicurezza urbana, aumentando il presidio del territorio nelle zone simbolo della città. A Catania un automobilista di Via Grande è morto questa mattina in un incidente stradale sull'asse dei Servizi. Colto da infarto ha perso il controllo andando a sbattere prima contro un camion, poi sul guardrail. Vano ogni tentativo di soccorso. E adesso è giunto il momento di collegarci con Sanremo, come saprete già da oggi e per tutto il tempo della durata del festival ci collegheremo con Sanremo, dove ci sono i nostri inviati, per conoscere storie, cantanti e quanto si muove attorno al Festival di Sanremo. Eccola, ciao Roberta. Sì, Adelaide, buon pomeriggio. Ciao Adelaide, prendo la linea qui da un luogo che diventerà assolutamente famoso anche per i nostri telespettatori, il Casa Sanremo. È un po' un modo per raccontare sotto altre luci e sotto altre prospettive il Festival di Sanremo, che è stato definito da Carlo Conti un festival di grande freschezza e un festival naturalmente estremamente variegato per quelli che saranno tutte le espressioni musicali portate sul palcoscenico, con una particolare attenzione nei confronti delle ballad. Anche i giovanissimi parleranno d'amore. Sarà un festival del ricordo, in primis con Pippo Baudo, che verrà omaggiato in una maniera e in una formula assolutamente particolare, e poi insomma si parlerà anche del ricordo di Peppe Vessicchio e non solo. Dunque la memoria, la stessa che avremo noi qui dalla nostra postazione, dal nostro studio a Sanremo, all'interno di Casa Sanremo. Fra poco cominceremo, Adelaide, perché fra poco su Telecolor avremo il primo dei tanti appuntamenti con Voci da Sanremo. Dopo lo spazio dedicato all'anteprima corner ci saremo noi con anticipazioni e con quello che sta accadendo qua. Ve lo mostreremo proprio attraverso le immagini dei nostri operatori che stanno già girando, e poi le tante interviste realizzate anche a RTL, e poi sapete che faccio? Vi faccio vedere, prima di lanciare il nostro contributo, quello che succede qua, e cioè tanti ragazzi proprio davanti a Casa Sanremo, ne prendo uno a caso, che hanno voglia di come dire, esibirsi. Sono qui assolutamente in un palcoscenico continuo davanti a Casa Sanremo, e se facciamo 30 secondi e lanciamo Nigiotti, vi va? 5, 6, 7, 8.
E adesso sentiamo Enrico Nigiotti al microfono di Veronica Barbarino. È tutto così qua, è tutto così. Allora, Enrico Nigiotti quest'anno sull'Ariston con una consapevolezza diversa, hai 2 bimbi, 2 gemelli che ti hanno fatto cambiare tanto e questo lo porti sul palco. Sì, diciamo che i figlioli ti cambiano un po' la camminata, il respiro. E porto sul palco una canzone che parla della mia vita, ma che è la vita di tutti, perché sono una persona assolutamente uguale a quegli altri, e quindi cerco di descrivere un po' tutta la mia vita, un po' anche soprattutto le volte in cui si tocca al fondo, ma alla fine si riesce a non cadere troppo, grazie appunto a quegli affetti, a quelle persone, a quegli occhi che quando le vai a pensare ti fanno in qualche modo risalire. Insomma, la vita è fatta è un roller coaster, come dicono gli inglesi, no? È un giro panoramico, è una montagna russa. E così Enrico Nigiotti salirà sul palcoscenico del Teatro Ariston domani insieme agli altri 29 protagonisti. Sono 30 le canzoni, si preannuncia una serata davvero lunghissima, un po' come tutte le serate di questa edizione 2026 del Festival di Sanremo. Noi ci siamo e ci saremo durante tutta la settimana, vi aspettiamo su questa rete alle 15 a Reti Unificate, alle 19:30 e alle 17:50 in un gustosissimo il meglio di queste, come potrei dire, 24-36 ore del nostro Festival di Sanremo. A te la linea, Adelaide. Grazie Roberta Lunghi e soprattutto buon lavoro, chiaramente seguiremo tutto con grande entusiasmo. E proprio a Militello, lo diceva poco fa Roberta Lunghi, è stato dedicato un murales a Pippo Baudo. Roberta ci raccontava del fatto che il festival quest'anno è stato dedicato proprio a Pippo Baudo. Andiamo dunque a Militello Val di Catania con questo servizio di Eva Spampinato. Un abbraccio lungo un'intera parete. A Militello Val di Catania il volto di Pippo Baudo torna a casa grazie a un grande murales voluto e scelto proprio dagli stessi cittadini. L'opera, firmata dal maestro Ligama, compare proprio nei giorni del Festival di Sanremo, quest'anno dedicato al Pippo nazionale. Una scelta partecipata, spiega il sindaco Giovanni Burtone, un modo per dire grazie ad un artista che non ha mai dimenticato le sue radici e che per oltre 60 anni ha raccontato l'Italia in televisione. Il murales è già meta di turisti e curiosi arrivati in pullman da ogni parte del paese. Molti chiedono di visitare anche la tomba monumentale del presentatore, voluta da lui stesso a Militello e oggi protetta da sofisticati sistemi di sicurezza. E non finisce qui. In arrivo una targa all'ingresso del paese con una scritta semplice e chiara: Militello, la città di Pippo Baudo. Un legame che il tempo non ha mai cancellato. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. E adesso andiamo a Canicattì, dove continua la protesta dei cittadini. Sono state raccolte oltre 2000 firme contro la gestione dell'acqua da parte di AICA, la società che gestisce il servizio idrico locale. La raccolta si è conclusa con successo e ora si apre la strada alla class action. Davide Sardo. Oltre 2000 firme raccolte e una partecipazione che segna un punto fermo nella protesta contro la gestione del servizio idrico a Canicattì, nell'Agrigentino. La raccolta si è conclusa con successo e adesso si passa alla fase operativa, una class action contro AICA, mentre cresce la richiesta di trasparenza su costi, turnazioni e qualità del servizio. Stiamo cercando tantissimo di riuscire a fare un tavolo tecnico affinché le forze politiche, gli enti, il sindaco, tutti coloro i quali sono attori di questa problematica si possano sedere attorno a un tavolo e possano pian piano risolvere i problemi della nostra Canicattì. Due iniziative diverse nate in parallelo ma con lo stesso obiettivo: difendere i diritti dei cittadini e fare piena luce su anni di servizi e problematiche irrisolte. L'emergenza idrica è stata la scintilla che ha fatto esplodere un malcontento diffuso tra famiglie costrette a fare i conti con rubinetti a secco e forniture discontinue. Ora inizia questo cammino, qualcuno l'ha definito battaglia. Noi lo definiamo cammino, il cammino della verità è il cammino che ci porterà a sapere come e perché la nostra città deve continuare a soffrire, oltre che l'assenza dell'acqua, anche certe mortificazioni. Da un lato l'azione legale collettiva, dall'altro la richiesta di accesso agli atti per verificare procedure, scelte amministrative e responsabilità. L'iniziativa dei cittadini adesso si sposta nelle sedi competenti con l'obiettivo di ottenere risposte concrete e soluzioni definitive.
Uno studio affascinante dell'Università di Catania. Sono stati presentati i risultati della ricerca scientifica dell'Ateneo Catanese in collaborazione con altre 7 università e l'Istituto di Fisica Nucleare. Un osservatorio, pensate, sottomarino per neutrini posizionato al largo di Capopassero a 3.500 profondità sotto il mare per scoprire appunto l'universo. Sentiamo Simona Mazzone. Un telescopio sottomarino a 3.500 metri di profondità e a 100 chilometri dalle coste siciliane che studia l'universo dagli abissi del Mar Mediterraneo. È il progetto dell'Università di Catania in collaborazione con altri 7 atenei d'Italia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Oltre 3 anni di attività nei fondali di Capopassero al largo della Sicilia per l'osservatorio sottomarino per neutrini. Quello che noi stiamo cercando di capire è come fenomeni estremamente catastrofici, che sono quelli che regolano la vita dell'universo, ci siano dei fenomeni nuovi, magari collassi di intere galassie che formano plasmi di altissime temperatura che permettono di arrivare all'accelerazione di particelle cariche ad altissime energie a cui noi non possiamo arrivare sulla Terra, e quindi questo potrebbe anche aprire alla materia oscura, alla comprensione della materia oscura o ad altri fenomeni. Un investimento notevole, 67 milioni di euro del PNRR per scoprire i moti dell'universo. E se non avete mai visto un osservatorio sottomarino, ve lo mostriamo. Ognuno di questi oggetti misura il debole segnale luminoso che le particelle che vengono dallo spazio rilasciano in acqua, ma con migliaia di questi oggetti noi riusciamo a ricostruire la traccia delle particelle prodotte dal neutrino e quindi ricostruire la direzione di provenienza del neutrino. Il progetto è ancora in itinere e i risultati potrebbero sorprenderci. La Terra è in pericolo? No, assolutamente, viviamo benissimo. Adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Palermo si gode il suo momento magico, i rosanero sono quarti a 3 punti dal secondo posto che vale la Serie A. Domenica sfida a Pescara. Marco Gullà. Corsa, gol, difesa solida ed effetto Inzaghi. Ecco i segreti del Palermo che quarto in classifica si ritrova a 3 punti dal secondo posto e quindi dalla promozione diretta. La vittoria netta e convincente contro il Südtirol ha ancora una volta messo in luce i progressi della formazione siciliana. È probabilmente in mezzo al campo che il Palermo ha fatto il salto di qualità. Coranocchia, ormai leader, autentico direttore d'orchestra. Poche stonature, il Palermo insegue la promozione giocando bene e soprattutto vincendo. Ma è già tempo di pensare al prossimo match di campionato che sarà domenica all'Adriatico contro il Pescara. Dobbiamo anche goderci questi 14 risultati, questo record. È giusto che la squadra si renda anche conto di quello che di buono ha fatto fino ad ora senza montarsi la testa. Poi da martedì prepareremo un'altra gara difficilissima perché lo vediamo, il Pescara nelle ultime 2 partite ha fatto molto bene, nulla è scontato e dovremo andare là a fare una grande partita. Inzaghi sta polverizzando i traguardi dei suoi predecessori con 51 punti in 26 gare, ha già fatto meglio di Corini nell'intero 2022-2023 ed è un passo dal sorpassare i punteggi finali di Dionisi e della coppia Corini-Mignani delle scorse stagioni. In Serie C il Catania vince anche se a fatica con il Giuliano e adesso si concentra sui big match di inizio marzo. 3 sfide decisive in 9 giorni con Salernitana, Benevento e Casertana. Marco Carli. Vittoria e numeri da record in casa, il tutto dopo una partita scorbutica con un primo tempo giocato male, ma il Catania con il Giuliano conquisti 3 punti grazie alla sua maggiore qualità, agli innesti di cui può giovarsi Toscano a partita in corso. Uno di questi è D'Ausilio, autore dell'ennesima buona prestazione del periodo. Sì, guarda, il mister come ogni settimana dice di star concentrati, quindi io per questa maglia, per questa piazza, finché sarò qui darò il massimo. D'Ausilio ha trascinato col suo gol e con la sua verve dopo che nel primo tempo gli etnei avevano subito il 4-5-1 in fase di non possesso dei campani, che valeva una superiorità numerica a centrocampo. Nella ripresa tutto cambia, con Jimenez dare qualità in mezzo e D'Ausilio appunto, oltre a Bruzzaniti e Forte, che si ferma dopo il gol. Questa è la notizia negativa per Toscano in vista della Salernitana, con Caturano che è mancato nelle ultime 2. Caturano pensiamo di recuperarlo. Forte
io in questi 2 giorni l'avevo visto un pochettino stanco, dai valori che vedevo, da quello che avevamo rilevato, avevo intuito che non avesse recuperato pienamente da queste 3 partite. Speriamo che non si sia fatto niente di grave, perché ne abbiamo bisogno di Ciccio. Con la Salernitana, che ha perso l'ultima in casa, con Raffaele Capolinea, comincerà il ciclo terribile. Poi Benevento, ancora in trasferta, e Casertana in casa nel giro di 9 giorni. Il Catania si gioca tutto. E noi ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.